Eccoci qua, miei cari amici e mie care amiche, con l'oroscopo del giorno domenica 26 aprile 2020. Prima di iniziare la lettura vi raccomando, come al solito, di iscrivervi a questo mio canale e di attivare la campanella delle notifiche, in modo tale che quando vado a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica, così non ve lo perderete. E andiamo con la lettura del segno per segno, iniziando dall'Ariete. Amore. Venere invita a non sottovalutare i problemi presenti nelle relazioni, che potrete superare solo se non mantenete posizioni rigide. Ci saranno comunque spiragli di apertura e di riappacificazione. I single potranno concentrarsi sul gioco della seduzione. Il segno del Toro. Amore. Chi ha avuto problemi con la persona amata oggi potrà finalmente godersi un po' di tranquillità e troverà anche tanti validi punti d'accordo. Le stelle sostengono molti single in amore. Potrete fare breccia nel cuore di una persona. Il segno dei Gemelli. Amore. Oggi sarete pronti a sostenere il partner mostrandovi più calorosi nei suoi confronti. Molte coppie sono pronte per progettare il grande passo. Venere aiuta i single a consolidare gli impegni presi e vi aspetta una giornata ricca di sorpresa. Il segno del Cancro. Amore. Sarete tentati di abbandonarvi alle dolci evasioni che potrebbero però portare tante gelosie. I rapporti iniziati clandestinamente non avranno seguito. I single avranno una predilezione per le persone intriganti e oggi potranno essere coinvolti in una frequentazione stimolante. Il segno del Leone. Amore, in questa giornata sarete in grado di sorprendere la dolce metà con le vostre dimostrazioni d'affetto. I vostri sbalzi d'umore però potrebbero dare origine a qualche litigio. State attenti. Nell'ambito delle nuove conoscenze i single saranno molto affascinanti. Il segno della Vergine. Siate chiari prima di tutto con voi stessi e cercate di capire se la persona che vi è accanto è quella giusta per voi. I vostri comportamenti di certo non migliorano le cose. Giove e Mercurio aiutano i single a gettare le basi per conoscere persone nuove ed intraprendenti. Bilancia. Amore. Continua il momento propizio per voi in amore. Chi sta vivendo una bella storia confermerà il buon momento e sarà proiettato verso un futuro di coppia, mentre chi è single si metterà alla ricerca dell'anima gemella con buone prospettive di trovarla. Scorpione. Amore. Sul fronte sentimentale potrebbe instaurarsi un clima di insoddisfazione. Attenti, l'indifferenza è nemica dell'amore e potrebbe rovinare una bella storia. I single oggi saranno chiamati a mettere in chiaro come stanno le cose e venire allo scoperto. Sagittario. Amore. Oggi state per rinnovare la propria vita. Gettate dunque alle spalle il passato e pensate al presente. L'oroscopo raccomanda ai single prudenza nelle relazioni con gli altri e nella scelta della persona con cui proseguire il cammino della vita. Capricorno. Amore. Anche se dalla partenza questa giornata vi sembrerà negativa, alla fine tutto finirà bene. Se alcune cose non funzionano col partner, parlatene apertamente. Tra gli hobby, gli amici e i nuovi progetti, i single avranno tempo per divertirsi. Acquario. Amore. Oggi dovete rivedere gli amori di vecchia data. La presenza di Nettuno renderà ancora più confuse certe situazioni, perciò avete bisogno di fare chiarezza sui vostri sentimenti. Il Sole inizierà un transito positivo e i single ritroveranno energia e positività. E infine il segno dei Pesci. Amore.
Con il sole in aspetto positivo sarete illuminati da una carica di energia che renderà infuocati i sentimenti. La passione vi avvolgerà e vi renderà affascinanti. Oggi è una giornata promettente per i cuori solitari che vorranno innamorarsi. E così abbiamo letto l'oroscopo del giorno domenica 26 aprile 2020. Ok, allora amici, anche oggi abbiamo completato la lettura dell'oroscopo. Se avete bisogno del sottoscritto nel privato per una consulenza privata o per parlare di ritorni e legamenti d'amore, i miei numeri sono quelli che vedete nello scrollo. A tutti quanti voi vi do un caloroso abbraccio, risentirci domani col nuovo oroscopo. Ciao a tutti.